è andata bene, dai, è andata bene, è andata bene, dai. Buonasera a tutti, buonasera amici. 2-2 risultato finale tra PSG Napoli. Pareggio che lascia un po' l'amaro in bocca a me e al mio carissimo amico tifoso Ciucciariello napoletano, eh? Ma non fa niente, dai, ci rifaremo a Napoli, ci rifaremo a Napoli. Salve a tutti, ancora qui dal Brasile per commentare questo post partita Paris Saint-Germain-Napoli. Risultato del 2-2, Napoli che era andato in vantaggio con un gol di Insigne nel primo tempo a pallonetto, no nel secondo tempo, sotto maglia, nel secondo, no nel primo, nel primo tempo, al 29esimo. E pareggio del Paris Saint-Germain con un autogol di Mario Ruiga. Mario Ruiga, dico io, no? Si vede, stava in ritardo, non stava occupando la posizione. Questa era proprio evidentissima. Il nostro carissimo amico, terzino, sinistro, che ha fatto, si è buttato in sciuliate e sul tiro, non mi ricordo mo di chi, l'ha messa dentro. Veramente era un cross, non era neanche un tiro. 1-1. Finisce così la nostra, diciamo, gioia. Poi, sempre nel secondo tempo, c'è stato una gol di Mertens con un'azione iniziata da Fabian Ruiz. Ragazzi, Fabian Ruiz ogni volta che ci mette il suo, lo zampino, ci esce qualcosa di pericoloso. Spero che trovi più spazio in campionato. E niente, e poi c'è stato, vabbè, quel golasso di Maria, cioè, l'ha mai spiegato, tira a giro, solito tira a giro di Di Maria che si è insaccato nel palo più lontano, alla destra di Ospina. Io, ti la verità, cari amici, avevo firmato per un pareggio, proprio senza problemi, perché poi la partita di ritorno a Napoli ce la giocavamo tranquillamente, no tranquillamente però, insomma. Però purtroppo, sai com'è, abbiamo giocato bene, meritavamo anche di più, se vogliamo, siamo stati messi meglio in campo, occupavamo tutti gli spazi sia con il possesso che senza il possesso palo. Ancelotti è stata un'altra opera di Ancelotti, stava per essere un'altra opera ben finita di Ancelotti, però purtroppo questi sono i campioni, ragazzi. Chi c'ha i campioni, basta, vedi, il tocco di maestro di un top player che mette a posto le cose. E Di Maria che pareggia quindi al terzo minuto di recupero. Ma poi dici 5 minuti di recupero. Già quando ha dato 5 minuti di recupero ci fatto. Ma com'è possibile 5 minuti di recupero? 5 minuti di recupero. Già ne era due in due primo tempo che non gestivano proprio, ne stava dando anche più di due su un'azione in attacco del Paris Saint-Germain. Vabbè, comunque, dai, per me un ottimo risultato, grande Napoli. Abbiamo la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Non dico battere a chiunque, ma giocarcela con tutti. Quindi, fede, coraggio, forza, passione, amore che non deve finire, ma deve rafforzarsi dopo queste prestazioni in Champions. Prossima partita a Napoli contro il Liverpool, contro il Paris Saint-Germain, scusate. E là ci giochiamo l'accesso agli ottavi, perché poi là è uno scontro diretto, perché poi sicuramente Liverpool va a vincere una volta un gol di gran lunga contro la Stella Russa, e nell'ultima partita poi si scontrano Paris Saint-Germain e Liverpool. Importante che noi portiamo a casa queste due partite a Napoli adesso, Paris Saint-Germain e poi dopo con le Stella Rossa. Importante che portiamo queste due vittorie. Se facciamo 4 punti non lo so, ma vincere tutte e due queste partite.
Ok, poi contro il Liverpool, a Liverpool possiamo anche perdere. Importante vincere queste due partite in casa. E niente, ragazzi, che dire più? Della partita abbiamo parlato dei gol, c'è stata una traversa di Mertens quando il risultato era sullo 0-0. Neymar, vabbè, ma che lo dica a fare? Zmandena proprio scatenatissimo, una punizione battuta perfettamente come lui sa fare. E grande Ospina, miracolo. E niente, poi c'è stata una grande prestazione anche di Alan, sempre come al solito corre, recupera palloni, ma mi sono piaciuti un po' tutti. Per me io darei una nota negativa a Mario Rui, perché no per l'autorete, ma per come sei stato provocato. Tu stavi in ritardo, non stavi coprendo la tua posizione. Lei è arrivata correndo, a grossate, tu sciuliato per recuperare la posizione. Vabbè, peccato ragazzi, però questo è il calcio, potevamo anche perdere questa partita contro questa squadra fortissima che giocava in casa, quindi comunque io vedo il bicchiere mezzo pieno, sinceramente. Non facciamo i processi adesso, è andata bene, a me è piaciuto. Non mi voglio prolungare troppo, ho già pubblicato alcuni gol, manca quello là del Paris Saint-Germain, ma sinceramente non mettesse proprio, mi fa solo il nervoso, però è stato un bel gol, dai, un bel gol di Maria, penso che merita. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e un abbraccio forte, abrazos para todo mundo, para os amigos brasileiros. Mais na frente vamos gravar alguns vídeos em português para falar de conteúdos mais interessantes também para os brasileiros. Um abraço forte, un abbraccio a tutti, forza Napoli sempre. Ci vediamo presto per il prossimo video. Ciao!